Per un mazzolin di fiori da 51,98 euro, la Corte dei Conti tedesca bacchetta l'Agenzia Federale del Lavoro. È spreco di soldi pubblici. All'indomani dell'approvazione del decreto legge per favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, scopriamo di essere ancora lontani dal rigore prussiano. Ma da qualche parte, volendo essere propositivi, si deve pur cominciare. Va bene così. Il governatore del Veneto valuta dunque più che positivamente il decreto antisprechi. Il decreto ci voleva perché stabilisce delle regole chiare per tutti. Il Veneto non può essere la regione senza le auto blu, il suo presidente gira con la sua auto e poi ritrovarsi con Batman che ne ha una per ogni consigliere. Dovrebbe essere finita la pacchia per gli spreconi del denaro pubblico e il governatore è certo che il Consiglio approverà a pieno titolo. Chi si mette di mezzo ci vado sopra. Monti prescrive una dieta e le regioni accettano, forse per recuperare credibilità. Chi non accetta tanto di buon grado è il presidente Muraro, che corre il rischio di veder scomparire la sua provincia, perché il Veneto è già modello virtuoso e nella sua provincia la spending review è cosa già fatta. Siamo quelli che sono più moralmente integri, che siamo quegli amministratori che hanno saputo e hanno tutti i parametri della spending review già fatta. Se lo Stato vorrà ribadire con forza, non dico l'autorevolezza, l'autorità, noi faremo le nostre battaglie politiche contro questo governo di banchieri.